Buongiorno, buongiorno, eccoci qui, ultimo gran premio di questo Moto Mondiale 2015 a Valencia. Dopo il grandissimo scandalo che è stato causato dai due vermi spagnoli, Jorge Lorenzo Marquez, il nostro dottore è qui a Valencia per giocarsela il tutto per tutto fino all'ultima curva, contro ogni complotto. Mamma mia, alcune voci di corridoio sostengono che Iannone andrà in culo con la sua moto a Jorge Lorenzo per fargli perdere questo mondiale complottato, sporcato dai spagnoli maledetti. E allora, dottore, partirai ultimo, 3 punti di penalità sulla patente. Facci vedere che i tuoi 37 anni sono di pura professionalità. Come potete intuire dalle immagini che vi arrivano dal tracciato, ci aspetta una corsa all'insegna del bel tempo. Eccoci qui nel box. Quello è il casco del nostro dottore, il casco che forse porterà sul podio della prima posizione o del moto mondiale. Guardate qui, l'ingegnere sta progettando la nostra moto al meglio. E dall'altra parte troviamo il verme, Jorge Lorenzo, il complottista maledetto, che se io fossi al posto di Valentino gli avrei già spaccato la testa, come si fa con un cocco in Africa. E allora adesso io direi di scendere in pista. E vai così. Ed ecco qui la griglia di partenza. Ovviamente Lorenzo e Marquez primi e secondi, due vermi, mentre Iannone parte settimo nella direzione perfetta per finire in culo a Jorge Lorenzo. Adesso abbiamo la quinta e la sesta linea di partenza. Questa è la settima e l'ottava. E poi abbiamo l'ultima, dove troviamo il nostro dottore che in questa gara dovrà dare tutti i suoi 37 anni di esperienza. In attesa del semaforo rosso, telecamera esclusiva sul nostro dottore, grazie cielo, che si è reso conto della mafiata che è in atto, del complotto che stanno portando avanti i piloti spagnoli vermi. Ma guardate come si fanno largo, come promesso. Mamma mia, Iannone, devi mantenere la promessa, tira dritto in culo a quel bastardo di Jorge Lorenzo e quel bimbo minchia di Marc Marquez, che non possono vincere senza l'aiuto, senza una penalità al nostro dottore. Mamma mia, Petrucci. Ma vai a cagare, Petrucci. Spaccati a merda, caracciolo. Mamma mia, guardate il dottore come sta mangiando le posizioni. Fa cadere un pilota, il nostro Valentino, ma di sicuro prenderà una penalità. Tanto oramai il nostro dottore va avanti a penalità. Sti bastardi lo vogliono far fuori assolutamente. Dovizioso, spostato dal nostro dottore. Il nostro dottore che adesso prova a passare all'esterno sull'erba quasi, ma di sicuro non basta per farlo andare a terra. Mamma mia, è dentro, tutti sul divano, gli ultimi 3 giri. Mamma mia, tutti sul divano. Lorenzo è di nuovo davanti al nostro dottore. Mamma mia, guardate che... Ma Valencia ci sta regalando delle emozioni incredibili. E io sto per perdere la voce. Ma adesso è davanti ancora il nostro dottore, è primo. Volevo tirare il cazzo, pezzo di merda. Bimbo minchia maledetto. Vi ricordo lo scandalo che c'è stato, dove purtroppo il nostro Valentino è caduto alla provocazione del bimbo minchia malefico Marc Marquez, che ha soltanto 22 o 23 anni di pura malvagità e disonestà. Ma non importa, perché noi abbiamo davanti un 37enne carico, pieno di energia. Mamma mia, guardatelo qui, a 0,4 decimi da Marc Marquez e il nostro dottore. Vi ricordo che a Valentino bastava anche la seconda posizione per portare a casa questo magnifico mondiale, sporcato sì da un complotto malefico dai spagnoli, ma ovviamente nulla può il complotto contro la qualità, la guida, la perfezione del nostro vero campione Valentino Rossi. Guardate come pennella le curve, è incredibile, è incredibile. Mamma mia, come tiene la moto il nostro dottore. Signore, grazie, qui l'hai graziato, grazie mille. E adesso si va. Il distacco inizia ad essere significativo. Rossi 0,47. 1 secondo e 1 da Lorenzo, che ha appunto superato Marc Marquez. Dobbiamo stare attenti a riaprire in curva, perché queste moto sono dei piccoli demoni e alla prima accelerazione fuori posto vi sbatte a terra come un micetto. Guardate, siamo al secondo giro. Mamma mia, qui si scalano le marce.
E allora voglio ricordarvi che siamo passati sul traguardo, l'ultimo giro. Mamma mia, che emozioni che ci ha regalato oggi il nostro dottore in questa pista. Ma giro record di Valentino Rossi, giro record che era di Marc Marquez, che fece qualche anno fa proprio qui a Valencia, che è stato stracciato, è stato disintegrato dal nostro dottore, che non si accontenta solo della prima posizione, ma vuole anche il giro record, vuole arraffare tutto. Mamma mia, ecco qui seguiamo l'ultimo giro, la moto Skoda, ma lui gli dice stai ferma, brutto demone, io ti prendo a frustate, a cinghiate sui reni. Lei prova a ribellarsi, mamma mia, 37 anni signori, che cosa sta combinando il nostro dottore, è incredibile, sono 2 i secondi di distacco tra Marc Marquez e Valentino Rossi, che si vede attualmente in prima posizione. Marquez superato da Jorge Lorenzo, si stanno dando battaglia proprio a calci dietro al culo, ma non ci importa perché magari cadono per terra, è la punizione che si meritano. Madonna, intertempo 1,9 a 2 secondi e 7 da Jorge Lorenzo, che con il guardare la grafica a momenti andiamo per terra. Eccola qui l'ultima curva, tutti in piedi sul divano, mettete i piedi sopra il divano anche se vostra mamma vi sgrida, non importa, oggi tutto è concesso perché a Valencia è stato compiuto un miracolo! Dottore mio, l'ultimo mondiale, Valentino Rossi, è incredibile, siamo tutti emozionati, vieni qui collega, abbracciamoci, mamma mia, Valentino mio, eccoli lì, 2 spagnoli malefici, maledetti pezzi di merda, Marc Marquez, Jorge Lorenzo, che possono non far altro che mangiarsi 2-3 kg di merda, passata, offerta gentilmente dal nostro 46. Oh mio Dio, chi è arrivato ultimo? Vediamo un po'. Marco Melandri, poveraccio, piangiamo anche per lui, emozione. Oh, che cazzo è successo? Ah, pensavo fosse stato un incidente, invece no. Madonna, andiamo avanti, pazzesco. Ecco qui, punti esperienza guadagnati al nostro Valentino, che oramai sono al limite. La sua felicità è comprensibile, con questa vittoria si è imposto su piloti di comprovato. Guardateli, com'è possibile? Abbiamo complottato al massimo delle nostre capacità, eppure lui ce l'ha buttata al culo, 37 anni, ci ha sfondato un culo giovanile. Madonna, guardate, sì, tocca la moto, e lui è l'ingegnere, la mente che è dietro a questa moto, grande Vale. E allora fratelli, siamo nel menu principale di MotoGP. Questo gameplay mi ha portato via, penso, i 3/4 delle corde vocali, cercando di imitare il grandissimo telecronista, di cui adesso purtroppo non mi ricordo il nome, ragazzi. Ho provato a ricordarlo ma non ricordo, ho la memoria molto breve. Vi ringrazio per aver visto questo video. Ovviamente è quello che speriamo tutti, è quello che speriamo succeda nella prossima corsa dell'8 novembre a Valencia. Dai Vale, siamo tutti con te, non farti buttare giù da quei bimbi minchia maledetti spagnoli. Dimostraci che l'Italia ancora una volta è avanti a tutti. E non mi rimane che darvi l'appuntamento con il prossimo video, sempre qui su Tuberanza. Ciao!